Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. E scontro sul video che riprende la giudice Apostolico a una manifestazione contro Salvini. Il documento non è agli atti, si cerca chi l'ha fatto circolare. La Lega vuole le dimissioni del magistrato. Auto di lusso, Rolex, ville, stabilimenti e una montagna di soldi in contanti. Il tesoro dei Siverino a Catania, frutto delle relazioni pericolose con il clan mafioso di Adrano. A Palermo non rispondono ai magistrati, poliziotti della Mobile arrestati per corruzione e peculato. Ad incastrarli le intercettazioni di uno spacciatore che parla anche di altri 3 agenti che però non risultano indagati. Aumentano i reati commessi ai danni dei minori, soprattutto bambine e ragazzine, molti in ambiente familiari. Don di noto, l'abuso sessuale sui più piccoli e omicidio psicologico. A Palermo è paralisi amministrativa non solo per la spazzatura, pioggia di multe per chi non rispetta la differenziata, ma in altre aree della città continua lo scempio dei rifiuti in strada e dei cassonetti dati alle fiamme. A Catania nascerà un nuovo centro culturale, l'annuncio del ministro San Giuliano al convegno nazionale di Fratelli d'Italia in corso a Brucoli. C'era una volta Vietnea, il salotto buono di Catania, i grandi centri dello shopping ne stanno provocando il declino commerciale, ma l'isola pedonale da piazza Stesigola al Duomo resta il tratto più attraente e affollato della città. Calcio, anche il presidente Pelligra domani allo stadio per la partita fra il Catania e Latina. Il Messina sul neutro di Potenza affronta il Sorrento. Bentrovati, in primo piano ancora la vicenda sul magistrato Apostolico e scontro sul video che la riprende a una manifestazione contro Salvini registrato 5 anni fa. Il documento non è agli atti, si cerca però chi l'ha tenuto per tutto questo tempo e poi l'ha adesso fatto girare. La Lega continua a chiedere la testa del magistrato. Luca Ciliberti. Il video pubblicato sui social dal vice premier Matteo Salvini, nel quale il giudice Iolanda Apostolico compare fra i manifestanti pro-migranti il 25 agosto del 2018 nel porto di Catania, potrebbe finire presto sul tavolo del procuratore capo di Roma dopo l'esposto di Alleanza Verdi e Sinistra. L'ipotesi, formulata dagli stessi firmatari dell'esposto, è che sia stato violato il segreto d'ufficio. 90 minuti di filmati ripresi alle spalle del cordone della polizia che stava di fronte a chi protestava. La questura etnea ha negato che il video sia fra i documenti d'ufficio collegati alla manifestazione di quella sera e che all'epoca fra i partecipanti sia stata identificata la magistrata, riconosciuta nel frame dal deputato Anastasio Carravice, segretario della Lega in Sicilia, e oggi tra i primi sospettati tra coloro che potrebbero aver girato il video a Salvini. Da dove provengono quelle immagini, quindi? È stata compiuta un'attività di dossieraggio nei confronti della giudice o di altri partecipanti? A testimonianza di quanto sia salita la tensione dello scontro, anche dal punto di vista politico, lo testimonia l'intervento di Giorgia Meloni, che da Granada, parlando della giudice, dice che è legittimo chiedersi se qualcuno che partecipa a manifestazioni su quel tema lo faccia con pregiudizio o meno. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si dice stupito da chi parla di dossieraggio. Sul caso è intervenuto anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Io personalmente non ho peso sulla lingua a dire che giudico inopportuna la presenza a quella manifestazione di quella magistrata, ma questo non deve poter voler dire c'è il governo contro la magistratura. La Lega invoca le dimissioni della magistrata per rispetto nei confronti di tutti gli italiani e delle istituzioni, ma Apostolico sembra intenzionata a rimanere al suo posto, non chiederà mai di essere trasferita, riferisce la collega d'ufficio Marisa Cagnino, né al Tribunale di Catania si prende in considerazione l'ipotesi di destinarla ad altro incarico. Agenti della Mobile di Siracusa hanno fermato 2 egiziani per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono accusati di essere gli scafisti di uno sbarco di 22 rifugiati salpati dalla Libia avvenuto giovedì scorso ad Augusta. Auto di lusso, Rolex, ville, stabilimenti e quasi 100 milioni di euro. Questo è il patrimonio, il tesoro sporco dei Siverino, che è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Catania. Era frutto di una scalata imprenditoriale resa possibile dalle relazioni pericolose con il clan di Adrano. Eva Spampinato.
Una montagna di soldi in contanti, li vedete, sono quasi 2 milioni di euro e fanno parte del tesoro molto più grande, 98 milioni di euro, fatto di auto di lusso, Rolex, gioielli, case, ville, conti, stabilimenti, tutto sequestrato dalla Guardia di Finanza di Catania. Era il patrimonio sporco dei Siverino, Antonio e Francesco, padre e figlio, ritenuti socialmente pericolosi per i loro rapporti con la mafia. Antonio Siverino era chiamato miliardario e la Procura Antimafia di Catania lo ritiene imprenditore di riferimento di Giuseppe Scarvaglieri, boss del clan Scalisi, storico raggruppamento mafioso di Adrano. I Siverino, arrestati nel 2021, pare fossero il braccio imprenditoriale della mafia dranita, ancora vecchio stampo, inclina alla violenza e legata ai classici business della droga e delle estorsioni. Gli affari sporchi dei Siverino erano iniziati con il settore degli autotrasporti e poi proseguiti con quello dei prodotti petroliferi. Si erano trasferiti al nord, a Verona, per cambiare aria, aggredire nuovi mercati e diventare trasparenti, come li ha definiti un pentito, e cioè non più presenti sul territorio. I Siverino sarebbero stati promotori e organizzatori di un sistema che commercializzava notevoli quantità di prodotti petroliferi provenienti da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia. Le basi operative erano a Verona e Catania, dove il petrolio raffinato transitava verso alcuni centri di stoccaggio. Attraverso l'evasione dell'IVA, padre e figlio riuscivano ad abbassare i prezzi dei carburanti, conquistando fette notevoli di mercato. Con quei soldi avevano accumulato un patrimonio da quasi 100 milioni di euro, 250.000 euro in preziosi tra Rolex e gioielli. Non rispondono ai magistrati, i poliziotti e la squadra mobile di Palermo arrestati dai colleghi con l'accusa di corruzione, peculato e falso materiale. Ad inguaiare le intercettazioni a carico di uno spacciatore di medio livello che parla anche di altri 3 agenti che non risultano però indagati. Manlio Viola. Il pusher intercettato incastra i poliziotti. È successo a Palermo, dove uno spacciatore di medio livello avrebbe ottenuto margini di manovra più ampi grazie ai regali fatti a 2 poliziotti della squadra mobile. Corruzione, peculato e falso materiale di ideologico sono le accuse con le quali sono stati adesso arrestati dagli stessi colleghi poliziotti, al culmine di una indagine coordinata personalmente dal procuratore Maurizio De Lucia. Nel corso dell'inchiesta è emerso che un sovrintendente capo avrebbe ricevuto denaro dallo spacciatore in cambio di informazioni su attività investigative in corso. I 2 poliziotti, inoltre, in 2 diverse occasioni, a seguito di alcuni sequestri di droga, avrebbero sottratto parte della merce e l'avrebbero fatta avere al pusher perché la rivendesse. Gli indagati sono anche accusati di aver falsificato i verbali di distruzione dello stupefacente. Avrebbero finto in questo modo lo smaltimento della droga sequestrata per poi farla rivendere. Fabrizio Spedale e Salvo Graziano, questi loro nomi, si sono avvalsi poi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia reso davanti al GIP. Ha invece risposto il terzo indagato, il pusher Ignazio Carollo, che ha sostanzialmente ammesso di aver ricevuto notizie riservate su indagini in corso da Spedale e di aver diviso con lui i guadagni della droga destinata alla distruzione dopo il sequestro e invece sottratta dal vice sovrintendente e rivenduta. A carico dei 3 c'era una serie di intercettazioni nelle quali il pusher dice chiaramente: se parlo io inguaio tutta la sua squadra, una squadra composta da 5 persone, anche se gli indagati fino ad ora sono soltanto i 2 poliziotti arrestati. Una ragazzina vede il padre picchiare ripetutamente la madre e chiama il 112. Sul posto arrivano i carabinieri che arrestano l'uomo, un 44enne disoccupato per maltrattamenti in famiglia, con l'aggravante di aver commesso il reato in presenza delle 2 figlie minorenni. È accaduto in una località in provincia di Catania. L'uomo picchiava la moglie, secondo l'accusa, perché gli negava dei soldi. E un pensionato 68enne finito in carcere per stalking a Capaci. È stata la donna a denunciare l'ex compagno che la perseguitava rendendole la vita impossibile. Scaltato il codice rosso, i carabinieri hanno sorpreso l'uomo in flagranza mentre aggrediva la vittima e lo hanno arrestato. E aumentano anche in Sicilia i reati commessi ai danni dei minori. Tra le vittime under 18 ci sono soprattutto bambine e ragazzine. Molti i casi registrati in ambiente familiare. Il presidente di Meter, Don Di Noto, al nostro TG dice: l'abuso sessuale su minori è un omicidio psicologico. Francesco Aloi.
I minori sempre più vittime di reati è quanto emerge dal dossier in difesa 2023 di Terre des Hommes sui dati della Polizia di Stato. Dal 2021 al 2022 più 9% di casi soltanto in Sicilia. Da 564 sono passati a 616. Gli autori dell'abuso dovrebbero un po' vergognarsi da questo punto di vista. Un'educazione alla vergogna potrebbe essere qualcosa di importante, il rossore della vergogna potrebbe essere l'occasione buona anche per loro di fare un percorso di riparazione. Diverse le tipologie di reato che colpiscono soprattutto il sesso femminile, dal più estremo l'omicidio volontario alla pornografia, passando per le violenze sessuali. 45 casi nel 2021, 56 nel 2022, il 24% in più. Su anche quelli di violenza sessuale aggravata, più 39%, e gli atti sessuali con un minore, più 9%. L'abuso sessuale sui minori è veramente un omicidio psicologico, distrugge la vita dei minori, li rende quasi inabili ad una relazione poi sociale. Trend in crescita anche a livello nazionale, quasi 6.900 casi soltanto nel 2022, il 10% in più rispetto all'anno precedente. Ognuno è una storia a sé, ma certamente tutti sono segni che resteranno nella memoria dei giovanissimi che li subiscono. Difficile riuscire a cancellare orrori del genere, abusi che nella maggior parte dei casi si consumano in ambiente familiare. Fondamentale la prevenzione, parlandone nelle scuole, ed importantissimo anche denunciare. Sono le due armi per ridurre sempre più questi orribili fenomeni. E paralisi amministrativa a Palermo, almeno per quel che riguarda i servizi resi dalle società partecipate. L'emergenza principale riguarda i rifiuti, la cui raccolta procede a rilento. Se da una parte nelle aree della differenziata si registrano multe, dall'altro, dove ancora si conferisce tutto nei cassonetti, la raccolta avviene a singhiozzo e i residenti esasperati danno i rifiuti alle fiamme. Maglio Viola. Rifiuti che bruciano da un lato, pioggia di multe dall'altro. È una situazione difficile quella di Palermo. Si tratta di uno dei grandi temi rimasti incompiuti rispetto al programma di 5 emergenze identificato dal sindaco in campagna elettorale. Risolta l'emergenza cimitero e tamponata quella economica, restano in piedi rifiuti, sicurezza e strade dissestate. Così allo Zen di Palermo tornano gli incendi appiccati ai rifiuti dopo qualche giorno di tregua. Nella notte scorsa alcuni roghi hanno interessato il quartiere, fiamme e fumo a cataste di spazzatura abbandonate per strada o all'interno di cassanetti ormai traboccanti. Se da una parte incidono gli abbandoni indiscriminati, dall'altra c'è sempre qualche problema anche nella catena della raccolta dei rifiuti, un servizio perennemente sul filo dell'emergenza per le più svariate motivazioni. E intanto si registra una pioggia di multe nell'ambito dell'operazione congiunta condotta dalla Polizia Municipale e da quella provinciale. 8 le squadre impegnate sul territorio. I controlli sono stati condotti in 2 aree della città, una in centro storico, ovvero quella compresa fra via Napoli e piazza Venezia, l'altra in periferia all'interno del quadrante fra via Laudicina e via Galletti. Sono 24 in totale le sanzioni amministrative comminate per una cifra complessiva intorno ai 2.500 euro. 12 verbali da 160 euro ciascuno sono stati comminati per conferimenti fuori orario, mentre altrettante sanzioni da 50 euro ciascuna hanno visto protagoniste violazioni delle regole sulla raccolta differenziata. Infine multe per la migrazione di rifiuti, ovvero per il conferimento di rifiuti fuori dalla zona assegnata di residenza. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in studio. I big di Fratelli d'Italia aprono il convegno nazionale del partito dedicato alle eccellenze del turismo. Il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, annuncia un nuovo polo museale a Catania. L'inviato Luca Ciliberti. Con il messaggio della Premier Giorgia Meloni si è aperto l'evento L'Italia alle radici della bellezza, organizzato da Fratelli d'Italia a Brucoli, in un borgo marinaro del Siracusano, in un ex villaggio turistico trasformato oggi in resort stellato. Fino a domenica si alterneranno esponenti del partito, ministri, parlamentari, rappresentanti del mondo della cultura e delle imprese. Una festa che certifica i numeri esponenziali di adesione del partito, che nell'isola ha raggiunto un tesseramento moltiplicato del 400%. Non avreste potuto scegliere luogo migliore alla Sicilia per celebrare questa manifestazione e parlare di tutto ciò che rende l'Italia da sempre
sempre ammirata e apprezzata nel mondo, ha scritto la premier Giorgia Meloni nella lettera di saluto. La Sicilia è un eccesso di bellezza, ogni scorcio dell'isola custodisce tesori da scoprire, vivere e far conoscere nel mondo. La premier infatti nelle stesse ore è impegnata a Granada per il vertice informale del Consiglio europeo. Nella giornata di apertura della Kermesse sono arrivati il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha annunciato in anteprima l'accordo per l'apertura di un nuovo polo museale a Catania. Prima di venire qua sono stato all'Archivio di Stato di Catania, dove avremo un grande intervento del PNRR per modernizzare questa struttura, restaurarla, ridargli il suo splendore e modernizzarla, ma noi vogliamo fare qualcosa in più, non vogliamo fare solo l'archivio classico come deposito di documenti, sia pure importanti, ma vogliamo musealizzare quella struttura, farne un polo culturale dove tenere concerti, dove esporre, fare mostre e aprirlo ai giovani. Nelle prossime ore sbarcheranno in Sicilia anche i ministri Lollobrigida, Bodi, Santanchè, Urso e Musumeci. C'era una volta via Etnea, in una Catania che forse non esiste più, restano i ricordi a rinverdire i fasti di un tempo. La metamorfosi, il fascino e il declino del Salotto Buono di Catania nel servizio di Tonino De Mana. Una storia lunga almeno 300 anni, durante i quali è cambiata, ha mutato aspetto, è stata sventrata da bombe e terremoti, si è rialzata e ricaduta, ma ha sempre conservato il suo fascino. Parlare con un catanese di via Etnea è come aprire uno scrigno, un angolo dei ricordi più o meno sbiaditi, comunque indimenticabili. Per molti non è una strada ma un teatro all'aperto nella città più teatrale d'Italia, dove grandi e piccoli, ricchi e poveri si sono sempre ritrovati per una semplice passeggiata, per un acquisto importante o per cercare qualcosa che altrove non si trovava. Ricordo Pavia, ricordo Mimmo Consoli, ricordo Caffish che nel 2000 chiuse. Ovviamente ci fu il boom anche degli anni 80 del jeans, che fu l'apice di quei momenti che i ragazzi portarono come moda. Una Catania che forse non esiste più, ma che resta nel cuore, nella mente, attraverso i ricordi che vengono tramandati di generazione in generazione. Passeggiavo qua con mia mamma, mio papà, si passeggiava per dire, si comprava un gelato, si mangiava, c'erano gente che vendevano i semi, quelli bristoliti, poi arrivavamo a casa, ma si passeggiava tranquilli. Oggi lei tranquillo non può passeggiare. C'era l'autobus che cacciava, che dove stiamo dicendo, che file, arrivava e veniva a lavorare. Poi era il mondo, causa perché c'era una volta in questa piazza, tutte baracche, che vendevano la pasta, il pane, tutte queste cose qua. All'angolo c'erano i muti che vendevano i caramelle. E c'è chi ha trovato anche l'amore. Trovai una ragazza che mi toglieva basta, la signora mi scusa, dice, guarda, per lei ho provato una simpatia particolare, se desideri fidanzarmi con lei, ho 14 anni, 15 anni. Io non dicevo, non mi per farmi fidanzata, io qua vengo per passeggiare. E invece poi col tempo ho saputo dove abitare e dove andavo mia moglie. Un tempo Milano del Sud, Catania, vive un lento ed inesorabile declino con l'avvento dei centri commerciali che hanno svuotato via Etnea, il cui appeal resta intatto soltanto da Piazza Duomo fino all'incrocio con Viale Regina Margherita. Da lì in poi e fino al borgo, ma anche più su, è un susseguirsi di saracinesche abbassate, attività scomparse e palazzi che cadono a pezzi, ma che nascondono l'anima di una Catania fiera, operosa, fantasiosa e più che mai nostalgica. Breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci alla pagina sportiva. Il Catania domani affronterà in casa il Latina. Dopo le vittorie di Caserta in Coppa col Messina, gli etnei cercano il tris. Tabbiani farà affidamento sullo stesso 11 di domenica scorsa con Marsura al posto di Bocic. Al Massimino ci sarà anche Pelligra. Marco Carli. Catania Latina con Pelligra allo stadio. Il presidente rossazzurro annuncia la sua presenza ringraziando i tifosi che hanno sottoscritto in totale quasi 14.000 abbonamenti. Uno splendido esempio di partecipazione, dice Pelligra, ed in effetti il dato numerico colloca la tifoseria etnea immediatamente alle spalle delle big di Serie A. Un Massimino come sempre gremito farà dunque da cornice ad un match importante per il Catania che vuole dare seguito a quanto fatto vedere a Caserta e in Coppa con il Messina. Intanto gli etnei devono fare i conti con le bizze del calendario della Lega Pro che, data l'indisponibilità
attuale dello stadio Fanuzzi di Brindisi dispone il rinvio di 2 giorni del match fra i pugliesi e la Juve Stabia e il contemporaneo slittamento della gara fra Stabiesi e Catania, originariamente prevista per il 14 ottobre e che si giocherà invece domenica 15 alle 14. Il tutto farebbe spostare il recupero fra Brindisi e Catania al 1 novembre, con un calendario intasatissimo per i rossazzurri, attesi poi a Potenza e a Cerignola, e dunque con 3 trasferte di fila in campionato in 12 giorni e una partita in casa ma in Coppa contro il Picerno l'8 novembre. Questo è il futuro, ma intanto c'è il presente che si chiama Latina. Tabbiani ancora le prese con le assenze. I primi a tornare dovrebbero essere Rizzo, Dubizcas e De Luca, ma dalla settimana prossima ci sarà invece Zanellato, formazione iniziale probabilmente uguale a quella di Caserta, con Marsura dal primo minuto al posto dello squalificato Bocic. Dobbiamo avere la forza di considerare che ogni partita dobbiamo dimenticarci quella precedente, sia che quella precedente possa essere andata in maniera positiva, sia che possa essere andata in maniera negativa, e cercare di ragionare sul percorso che stiamo facendo, sulla crescita che dobbiamo fare, cercando sempre di migliorare qualche cosa che magari si sbaglia nelle gare precedenti e mantenere quello che di buono si fa. Catania Latina, fischio d'inizio domenica alle 16:15, come sempre sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live, un ricco prepartita di mezz'ora, il commento con collegamenti dal Massimino durante il match e poi il post gara con le interviste ai protagonisti. Il Messina, dopo l'eliminazione a Catania dalla Coppa Italia di Serie C, giocherà domani a Potenza contro il Sorrento, prima convocazione per il centrocampista Franco. Sergio Colosi. Per il Messina arrivano le dirette concorrenti per la salvezza, Sorrento, Casertana e Giuliano nello spazio di 8 giorni. Un trio di squadre campane per valutare la forza dei giallorossi e i margini di crescita. Si comincia domani alle 14 al Viviani di Potenza contro il Sorrento. Mercoledì prossimo il recupero casalingo della seconda giornata contro la Casertana e domenica 15 ancora al Franco Scoglio, appuntamento con il Giuliano. Con lo Stadio Italia in ristrutturazione il Messina può approfittare del campo neutro, anche se l'ultimo posto della matricola Sorrento, con appena 2 punti in 6 incontri, non è in linea con le prestazioni dei rossoneri, spesso sfortunati e imprecisi. La novità è la prima convocazione del centrocampista Domenico Franco, che ha scontato le 4 giornate di squalifica della scorsa stagione ed è pronto al suo esordio in campionato dopo quello di Coppa Italia a Catania. È una squadra comunque sbarazzina che forse non merita la classifica che ha, tanti giovani, un allenatore che comunque è molto propositivo. Sarà una partita sicuramente difficile come le altre. In questo campionato purtroppo ogni domenica ci sono sempre partite difficili. Franco potrebbe giocare dall'inizio o a partite in corso, come sembra più probabile. Ferrara e Ortisi hanno vinto i rispettivi ballottaggi con Pacciardi e Tropea, confermato il tridente d'attacco e Mausso, Plescia e il capitano Ragusa. E prima di chiudere, le condoglianze alla nostra collega Giusy Lazzara per la perdita della sua mamma, la signora Vincenza Di Grazia. Abbracciamo Giusy e tutta la sua famiglia. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa Santissimo Pietro e Paolo a Catania. E adesso è veramente tutto. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.